Una tappa significativa per Padova, ma non solo, quella in Veneto del ministro dei trasporti Paola De Micheli. Oltre al piano di rinnovo completo della stazione e di tutta l'area che vi afferisce, l'esponente dell'esecutivo ha parlato concretamente del reperimento dei fondi. La vera grande questione sono i tempi, le modalità, il come, eccetera, eccetera. Allora, noi abbiamo un combinato disposto che rimette ordine nelle norme per far partire i cantieri nel decreto semplificazioni, oggi in valutazione al Senato, che consente anche alla tratta, che tra l'altro rientra nell'elenco delle opere commissariate, anche a questa tratta già nella fase della progettazione, di avere livelli di accelerazione che questo Paese, diciamo, non è particolarmente abituato ad avere. Perché? Perché noi dovevamo accompagnare con delle regole che velocizzassero la progettualità, l'autorizzazione e poi l'apertura, legare l'apertura dei cantieri, le 4 fasi, diciamo così, più calde delle opere, perché noi abbiamo dall'altra parte il piano Italia Veloce. E il piano Italia Veloce, che è la base della nostra proposta per il finanziamento del Recovery Fund, è un piano che in tutta Italia, come vi dicevo prima, ha un grande investimento sul ferro, ma che di fatto determina la rivoluzione trasportistica del Paese. E quindi noi non ci possiamo immaginare una rivoluzione se la rivoluzione dura. Per farla ci vogliono troppi anni, bisogna farla nel tempo più veloce possibile, ovviamente con tutte le tutele di legge rispetto, diciamo così, alle questioni di sicurezza e di antimafia. Capitolo a parte riserva la De Micheli a Cortina d'Ampezzo. Italia Veloce Veneto, che io verrò a presentare diciamo così agli inizi di settembre in questa regione. Dentro a Italia Veloce Veneto ci sono tutta una serie di opere strategiche che saranno non solo finanziate ma anche accelerate grazie a questo decreto, il cosiddetto appunto decreto semplificazione. Ultima cosa, il tema delle Olimpiadi. Abbiamo fatto un grande lavoro, oggettivamente, ringrazio anche l'assessore che è qui presente, è la signora assessore, che è qui presente, perché abbiamo definito insieme alle regioni coinvolte, Veneto, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento, tutte le opere e in questi giorni stiamo raccogliendo gli ultimi pareri, quindi potrò finalmente firmare il decreto ministeriale che mi consente di ufficializzare il piano.